Buongiorno a tutti, bentrovati e oggi parleremo un po' di dialogo con se stessi, il self-talk. Ognuno di noi mediamente ha un dialogo con se stesso con una media di 150-300 parole al minuto. Arriviamo quindi ogni giorno a parlare con noi stessi per 51.000 parole. Il problema è che spesso queste parole non sono propriamente positive. Ed è qui che ci viene in aiuto il self-talk positivo. È stato effettivamente riscontrato che la capacità di parlarsi come se si fosse i propri migliori amici aumenta notevolmente le nostre prestazioni e aumenta il nostro senso generale di benessere. Quindi cosa possiamo fare? Già l'Università del Michigan ci spiega come un dialogo con noi stessi positivo, quindi con sei bravo, sei capace abbastanza, andrà tutto bene, incrementi tutte le nostre attività e la nostra percezione del nostro valore. In questo caso quindi è ovviamente da evitare l'esatto opposto del self-talk positivo, quindi quel self-talk negativo che un po' tutti ci siamo trovati ad avere quando ci diciamo non riusciremo mai a fare questo, non arriverai mai a ottenere quello che vuoi. Iniziate a volervi bene e a dirvelo e a rendervi conto di quanto effettivamente il dirsi quanto valete vi aprirà le porte del benessere. Vi aspetto alla prossima!